Ciao, diciamo che adesso vengono venduti come inceneritori con dei super filtri che filtrano di tutto di più. In realtà filtrano fino ai PM0,8. Questo significa che dalle particelle PM0,8 in giù escono dai camini, sono le particelle peggiori che si insinuano attraverso anche la pelle nel nostro organismo, creano modificazioni genetiche, cellulari, nascita di feti malformati, quindi sono molto preoccupata di far crescere i miei figli sotto il camino di un inceneritore del genere. Esattamente. Molto. Noi siamo venuti qui perché siamo preoccupati per la salute dei nostri figli. Abbiamo dei bambini piccoli, non vogliamo lasciare come eredità un inceneritore, non vogliamo che muoiano come i bambini di Forlì, di Modena. Noi siamo qui per difendere il nostro territorio, i nostri figli, le nostre case, la nostra salute. Non possiamo avere un inceneritore dietro casa nostra. Non lo vogliamo, siamo qui, difenderemo, lotteremo fino in fondo. Come di Casier siamo preoccupatissimi della sorte per il futuro dei nostri figli, del territorio, per il bene appunto dell'ambiente e ovviamente anche per tutto ciò che riguarda i beni artistici, culturali, come in questo caso che siamo a Venezia, per quel che riguarda la laguna, il Parco del Sile, i prodotti agricoli come possono essere il radicchio di Treviso e il prosecco, quali sicuramente verrà tolto il marchio DOP perché non sarà più protetto ovviamente. Noi abbiamo a cuore la salute di tutti i cittadini e di tutti quanti i giovani che saranno il nostro futuro, quindi che si mettano una mano sulla coscienza. Ci vuole un principio scientifico che dimostri che l'inceneritore va bene. Allora, ragionando a livello scientifico, se noi consideriamo la legge del principio di conservazione della massa, se io porto 1000 kg di rifiuti, li brucio e ho 300 kg di ceneri, il resto da qualche parte ci sarà. Saranno andati in polvere, ma non sono solo i 1000 kg di rifiuti, ci vuole l'acqua per il funzionamento dell'inceneritore, ci vuole la calce, ci vuole il gas, il metano per tenere in temperatura la caldaia a certi livelli perché altrimenti si formano diossine o altri composti. Quindi per tenere sotto controllo la temperatura aggiungo altra materia. Questa materia, se ho 300 kg di ceneri, uscirà dal camino, c'è poco da fare, quindi avrò più di 1000 kg di polveri sottili di cui perdiamo il controllo, non sappiamo che effetti avranno su di noi. Il principio di precauzione? Sì, anche solo valutando la soluzione, se noi non sappiamo che effetti hanno queste particelle, queste nanoparticelle sul nostro corpo, o se abbiamo anche degli studi che anche a livello europeo che ci danno delle informazioni in una certa direzione che sono pericolosi, che aumentano la probabilità di alcune patologie, per il principio di precauzione della comunità europea, almeno lì dobbiamo fermarci, dobbiamo valutare altre soluzioni. Lei abita a? Io abito a Casale sul Sile e ho un bimbo di 2 anni e mezzo. Ed è preoccupato?